Nello scenario, per esempio, che si sta configurando qui nella nostra provincia, se davvero si andrà a un percorso di questo genere ci si troverà, capite? Cioè è drammatico. Cioè un gestore unico, ci sarà un gestore unico che avrà un soggetto privato al 40% e il più importante degli altri soggetti pubblici avrà il 3%, il 4%. E ce ne saranno appunto con una media dell'1%, meno dell'1%, quindi ci sarà una miriade di micro soggetti, di microazionisti, di micro soci pubblici e un colosso al 40% privato. Adesso io vi posso dire che per quell'esperienza che io ho con le aziende municipalizzate al Comune di Udine, la presenza del privato anche in quote non, come in questo caso, maggioritarie, è estremamente ingombrante, proprio perché porta una logica che non è la logica che un comune utilizza nel fornire questo tipo di servizi. Il comune ha comunque sempre ovviamente l'obiettivo di una sostenibilità, ma non di una sostenibilità economica per avere degli utili, ma di una sostenibilità economica per non far perdere ai propri cittadini il valore dell'oggetto che hanno, di cui sono proprietari. Quindi questo tipo di logica del comune è assai diversa da quella di un privato, lo si vede nei patti parasociali, lo si vede in certe operazioni che inevitabilmente nelle società bisogna fare quando si definiscono i bilanci, è effettivamente una presenza che porta un modo di vedere le cose assolutamente spurio, un modo di vedere le cose che non è pubblico, ma non è nell'interesse dei cittadini. E proprio per questo motivo capite che è gravissimo se ci si trovasse in una situazione dove c'è, che è quella dove se non si vota per questo referendum e se non si raggiunge il quorum, è quella che ci troveremo, dove avremo il gestore dell'acqua nella provincia di Udine che avrà un soggetto privato al 40% e il più grande socio pubblico avrà il 3%. Capite quanto facile sarà per questo socio privato usare l'antica politica del divide et impera, no? Per poter poi alla fine portare avanti tutte le politiche più opportunistiche della sua logica, ma del resto voglio dire è la logica di questo tipo di capitalismo finanziario e monetario, cioè quella appunto dove, e questo è il dramma che stiamo anche pagando sotto altre forme, stiamo pagando adesso con anche questa crisi economica, no? Che non c'era fino a 2 mesi fa e adesso invece improvvisamente si scopre che sulla scuola, sull'università non ci sarà più la possibilità di garantire oltre, non so, leggevo i dati, oltre 24.000 persone perderanno il posto di lavoro nel sistema scolastico a causa della crisi economica, perché appunto ormai la logica in questo sistema così monetario è che soltanto il capitale è quello che produce bene. Se uno sa lavorare, se uno ha delle idee, se uno ha delle risorse, questo è irrilevante. Se tu non hai capitali, queste cose diciamo sono assolutamente secondarie e purtroppo è questa drammatica situazione per cui il capitale produce capitale e questo applicato a questa logica ai servizi di interesse generale o ai beni pubblici è molto grave, proprio perché potrebbe facilmente succedere quello che sta succedendo adesso nel mondo dell'economia, che è inutile che non ce lo si dica, ma qui veramente è la storia dell'apprendista stregone. Cioè, siamo vissuti con queste logiche di Bush, degli altri, della scuola di Chicago, no? Del monetarismo, tutto era sotto controllo, il liberismo, ma sapete che c'era gente che addirittura, tuttora penso che lo insegnino, no? Per cui appunto la vendita delle azioni, no? Che uno non possiede, scommettendo che
il loro prezzo scenda in modo tale da poter ricavare comunque un utile quando uno le riacquisterà per doverle effettivamente venderle. Capite quanto è perverso? Cioè scommettere praticamente su un cavallo, come uno andasse, io vado a scommettere alle corse su un cavallo sperando che s'azzoppi. No, voglio dire, c'è chi addirittura diceva: ma è giusto, è così, perché così effettivamente si riesce a trovare questo, diciamo, mito, no, del mercato liberista che assolutamente regola tutto. Ecco, e invece ci troviamo che c'è l'apprendista stregone. Ormai appunto questo è impazzito, ormai ci troviamo in una situazione di turbolenza per cui ieri era la Grecia, però poi alla fine tutti i sacrifici che abbiamo fatto certamente non hanno fatto stare meglio i pescatori greci, ha fatto semmai stare meglio chissà quale pezzo della catena speculativa. Oggi, non so, le notizie di oggi sono il problema dell'Ungheria. Improvvisamente adesso è l'Ungheria che si trova ad avere difficoltà, no, con le sue operazioni. Capite? Siamo in una situazione dove proprio questo tipo di liberismo, di sregolatezza, può funzionare in certi momenti, ma in altri momenti il sistema è così complesso per cui nessuno riesce a controllarlo, per cui appunto ci sono turbolenze, ovviamente tutte la forza propulsiva e la forza speculativa. Però uno dice: ma non è possibile sull'acqua questo, non è possibile sui servizi di interesse generale che finiscano risucchiati in questo. Cioè, poi dicono: sì, ma tanto c'è il colosso francese, Veolia, questo, no? Tutti questi colossi. Ma dico: ma sì, ma non è che dobbiamo prendere proprio l'esempio da chi si è già bruciato?